Monsignor Del Covolo, oggi è la seconda giornata di questo 11° congresso dedicato all'immigrazione che l'Accademia ha organizzato qui presso Casa San Filippo. E quest'oggi la riflessione sarà soprattutto sulla migrazione e sul diritto d'asilo come un diritto negato. Ne parlerà il presidente della Fondazione Migrantes, Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara. Seguirà un intervento del professor Stefano Pasta quando il noi è respinto, sempre sullo stesso tema. Seguiranno delle esperienze vissute di viaggio e parleranno anche gli studenti. Inoltre alcuni relatori come Luca Alteri e Santino Torneo. Oggi questa iniziativa organizzata dall'Accademia, questi 2 giorni dove si parla appunto di migranti, l'indifferenza, la paura, la fraternità. I 3 sottotitoli dicono già la situazione del come leggiamo e raccontiamo la migrazione, tante volte nella paura, la paura dell'altro come se fosse un nemico, nell'indifferenza, mentre Papa Francesco e Papa Leone ci hanno dato e consegnato 4 verbi importanti per costruire fraternità: accogliere, tutelare, promuovere e integrare. Accogliere soprattutto le persone che vengono dal mare. Qui in Sicilia avete una grande esperienza di accoglienza, in questo senso non solo Lampedusa, un'accoglienza che sia però anche tutela in particolare dei minori che arrivano anche non accompagnati su questo territorio italiano e vanno verso l'Europa, promozione, cioè riconoscimento dei loro titoli, delle loro capacità, perché perdiamo altrimenti una risorsa importante per rigenerare il nostro paese. E poi integrazione, che significa cittadinanza. Purtroppo il referendum sulla cittadinanza non ha raggiunto il quorum, ma senza la cittadinanza c'è il rischio che ci sia una città nella città, non ci sia la capacità di riconoscere il valore di alcune persone. Questi anni noi abbiamo riportato in città con le leggi sociali tutte le persone che erano escluse. Nel 58 le prostitute delle case chiuse, poi i carcerati con la legge Gozzini e l'alternativa di pena, poi con Basaglia abbiamo riportato in città i malati di mente. Oggi rischiamo di lasciare fuori la città i migranti, che sono una delle risorse importanti invece per il futuro del nostro paese, delle nostre città, con una demografia che vede l'Italia all'ultimo posto con il Giappone per numero di nascite, uno dei paesi più anziani al mondo. Sì, io farò il coordinamento di questa mattinata che prevede gli interventi molto significativi di Monsignor Giancarlo Perego, di Stefano Pasta, di Luca Alteri. Ieri c'è stato più un tema più di testimonianza, anche stamani ne avremo una di Omar dalla Costa d'Avorio. E oggi è molto importante anche andare un po' più approfonditamente nel senso di questa sfida che sono le migrazioni, perché sono una sfida da tutti i punti di vista, culturale, umano, religioso. Quindi vedere anche, per esempio, Luca Alteri ci parlerà di ciò che si sta facendo negli Stati Uniti, no? Un certo tipo di risposta a questa realtà, che è una realtà storica e peraltro poi il fenomeno delle migrazioni c'è sempre stato nella storia dell'umanità. Tutti facessimo l'esame del DNA scopriremo di essere il frutto di un incrocio di storie, di civiltà, di persone, che forse è proprio la nostra ricchezza. Oggi la si percepisce, qualcuno la racconta come un pericolo, una minaccia, ma in realtà è proprio una grande risorsa. Non saremmo neanche sopravvissuti se non fossimo stati capaci di unirci, di incrociarci. Quindi queste riflessioni anche sul nostro modo di affrontarlo, no? Si parlerà anche di questo hate speech, questo discorso d'odio, questo linguaggio violento che tante volte si usa, appunto che giudica, oppure anche tutto il tema della corruzione. Quindi insomma credo che queste 2 giornate messe insieme tra la testimonianza e la riflessione, l'approfondimento siano un ottimo, prezioso contributo a questa riflessione.
Ormai si è ritagliato uno spazio importante nel calendario cittadino e nazionale, ma anche oltre, perché è uno spazio di riflessione e di interazione con le giovani generazioni, è qualcosa che permette un'attivazione della cittadinanza anche negli altri mesi dell'anno, perché poi i ragazzi ne parlano a scuola, ne parlano in famiglia e quindi si discute sulla tematica dell'integrazione dei migranti, una questione che chiaramente qui ad Agrigento è sentitissima in tutta la Sicilia. Ecco, un tema di cui viene oggi trattato è proprio la paura del migrante che arriva, chissà cosa potrà fare, vero? Esatto, lei ha colto proprio un elemento essenziale. Il migrante è percepito come diverso, come estraneo rispetto alla nostra cultura e quindi automaticamente come una minaccia. Questo automatismo noi lo combattiamo, nel senso che allora a fronte di questa diversità parliamone, discutiamo, è per forza pericolosa? E chi lo ha deciso? Se ci sono, e sicuramente ci sono, dei casi di illegalità e anche di violenza, ma allora vale per forza un rapporto di sineddoche per cui come si comporta uno se ne comporteranno tutti? I tre temi trattati c'è quello della indifferenza. Sì, ne parlerò in questi termini. Siamo davanti a una situazione in cui dobbiamo un po' ridefinire il noi. Nella storia della Sicilia, dell'Italia, dell'Europa, i flussi migratori hanno sempre spinto a ridefinire qual è il noi, chi siamo, chi vogliamo essere come comunità. Ne parlerò a partire dal caso studio delle seconde generazioni, i figli degli immigrati, e partirei da un dato. Delle persone, degli studenti e studentesse con cittadinanza non italiana in Italia, 2/3 sono nati in Italia, quindi crescono con l'idea di stranieri nel paese in cui sono nati e cresciuti. Ecco, questo ci dice che dobbiamo ripensare a che cos'è il nostro noi. Ragionerò con i ragazzi su quali sono le conseguenze, per esempio quando si fa una gita scolastica, nell'avere o non avere la cittadinanza del paese in cui sei nato e cresciuto. Ma questa è una grande domanda, ovviamente, per chi poi magari non può partecipare a una gita scolastica, a un campionato di sport, eccetera, ma è una grande domanda anche per i vecchi italiani. Io ho 4 nonni milanesi, a Milano praticamente è una rarità, ma questa è una domanda anche per me. Che cosa vuol dire oggi essere italiani? Se cresciamo insieme in un posto, sogniamo insieme, forse dobbiamo un po' ridefinire qual è il nostro noi. Don Luca, il suo saluto qui all'iniziativa dell'Accademia Studi Mediterranei. Sì, l'Accademia di Studi Mediterranei anche quest'anno ha voluto concentrare la sua attenzione con 2 giorni di studi sulle migrazioni, un fenomeno che continua a contraddistinguere la nostra Europa e il Mediterraneo, e l'Accademia di Studi Mediterranei appunto non può far a meno di portare la sua attenzione accademica e anche di cercare di concentrare la nostra attenzione sul fenomeno migratorio che a diverse ondate è sempre presente sul nostro territorio. Oggi un interessante convegno nella nostra provincia, che tra l'altro con Lampedusa è il punto di riferimento proprio di questa situazione dei migranti. Sì, assolutamente, grazie anche all'Accademia di Studi Mediterranei che ogni anno propone questa iniziativa bella, interessante, ma soprattutto che fa riflettere ai ragazzi, fa riflettere ai giovani e fa riflettere anche a noi adulti, perché credo che abbiamo bisogno sia di sapere realmente come stanno, com'è questo fenomeno e come stanno realmente le cose, senza essere influenzati da altro e da altri, sia anche per diciamo approfondire questo fenomeno e poi fare le nostre scelte concrete di fronte a questo fenomeno, sia come uomini sia anche come cristiani, perché siamo chiamati a fare le scelte personali e soggettive in base alla riflessione che ciascuno di noi personalmente dovrebbe fare in riferimento a questo fenomeno, e appunto siamo qui per questo. Certamente, come diceva lei, Lampedusa è la prima porta, ecco, il primo approdo per i tanti immigrati che arrivano, tanti nostri fratelli e sorelle, ma chiaramente tutto il nostro territorio coinvolto, tutto il nostro territorio provinciale e diocesano, perché tante comunità ci sono nei diversi paesi dell'Agrigentino dove accolgono questi nostri fratelli e sorelle, ed è un fenomeno che ci interpella, che ci aiuta a capire, a comprendere sempre più che l'altro non è un estraneo, ma è una persona come noi, un uomo come noi, una donna come noi, che ha bisogno
di una vita migliore, che ha bisogno di una vita più serena.